Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi parliamo di come diventare una vera e propria calamita per attirare a noi ciò che è di nostro interesse. Ma prima di addentrarci nell'approfondimento di questo argomento, vi invito ad iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al canale del Marietto Veneziano anche qua se ancora non l'avete fatto. Vediamo allora cosa vuol dire come diventare una calamita. Per aiutarci in questo esercizio useremo una calamita, dunque se ne avete anche una da frigo, non importa, una calamita qualsiasi andrà bene. Ovviamente questo perché attiveremo in noi la capacità di attrazione che preleveremo, comunque ruberemo alla calamita. Per assonanza, per similitudine vibratoria, non perché vogliamo attirare chiodi o cose di metallo, ma è soltanto per innescare in noi, all'interno della nostra mente, lo stesso meccanismo di attrazione. Pertanto, per renderlo più forte come passaggio, per accettarlo più facilmente con la mente conscia, potremo appunto sfruttare questo espediente. Dunque questo è il senso della calamita, non perché la presenza della calamita in sé ci possa aiutare effettivamente, però lo farà comunque a livello vibratorio. Dunque, procuriamoci una calamita e portiamo la nostra mente a uno stato rilassato e di quiete, di silenzio mentale. Ho già spiegato in altri video come raggiungere questo stato di rilassamento. Vi invito dunque a cercarli sul canale per appunto approfondire o vedere il metodo in modo dettagliato, ma brevemente vi spiegherò come raggiungere uno stato rallentato delle onde cerebrali che ci permette appunto di lavorare su questo genere di programmazioni e di modifiche interiori e dentro di noi. Dobbiamo appunto modificare le nostre vibrazioni e plasmarle per l'obiettivo che ci siamo imposti, dunque di diventare una calamita. Rilasseremo dunque la nostra mente, la nostra respirazione, il nostro corpo, assumendo una posizione comoda, non eccessivamente, non dobbiamo indurci al sonno, dobbiamo restare vigili con la mente, ma molto rilassati col corpo. Dunque respireremo, porteremo la nostra attenzione al respiro. Può essere utile utilizzare una tecnica che proviene dall'ipnosi e dunque trovare, identificare un punto di fronte a noi, un punto che potremmo continuare a fissare almeno le prime respirazioni, concentrarci dunque sul respiro facendo delle profonde inspirazioni e poi trattenendo lievemente il fiato e poi espellendo l'aria. Dunque, trattengo, 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 trattengo. E ancora, inspiro. Trattengo, 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 trattengo. Un'ultima volta, inspiro. Trattengo, 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 espiro. A questo punto faremo tutto questo passaggio mantenendo gli occhi aperti e fissando il punto che abbiamo scelto di fronte a noi. Alla fine però del terzo respiro potremo chiudere gli occhi. Questo passaggio in effetti ci permette di focalizzarci in un punto che continuerà in un certo senso a essere fissato nella nostra mente, dunque mantenendo questa fissità che abbiamo appunto applicato in 3 respirazioni, trattenendo, svuotando, perciò non pensando ad altro che alle fasi meccaniche che stavamo compiendo, questo ci permetterà appunto di mantenere un certo stato di silenzio mentale. L'esercizio continua,
Ovviamente continueremo ad osservare la respirazione ancora per i primi respiri ad occhi chiusi e a sentire che le tensioni abbandonano il nostro corpo e scivolano via. È importante anche proprio compartecipare volontariamente al rilasciare le tensioni e immaginare che vadano via parte per parte, cioè zona per zona, da tutte le parti del corpo. Ok, raggiunto uno stato di rilassamento, immagineremo di camminare sulla spiaggia. Questo è un esercizio che ho già spiegato proprio per raggiungere uno stadio di programmazione, cioè uno stadio favorevole alla programmazione del nostro subconscio. A questo punto saremo sulla spiaggia, faremo tutti i passaggi che vi invito appunto di andare a riascoltare nel precedente video e del quale comunque vi metterò il link perché così non impazzite andarlo a cercare nel canale. Dunque vi consiglio di vedere prima quel video per capire come raggiungere uno stadio di programmazione, cioè di onde alfa, è ideale per la programmazione, e di proseguire poi qui. Dunque fate tutto quel passaggio precedente e poi focalizzatevi sulla calamita che comunque per tutto l'esercizio terrete fra le mani e cercate di percepire la capacità della calamita di attrarre, cioè sentite proprio il suo magnetismo e percepitelo dapprima attraverso un insieme di sensazioni, cercate di trovare sensazioni di tipo fisico, se non percepite sensazioni di tipo fisico comunque cominciate a immaginarle, immaginate appunto come costantemente questa calamita richiami a sé e con uno sforzo di coscienza e di volontà immaginate appunto di inglobare dentro di voi questa capacità della calamita, cioè sentite come a contatto con le mani si estenda alle mani, a contatto con le mani si estenda alle mani e poi ai polsi, alle braccia e piano piano investa tutto il vostro corpo. Sentite proprio come voi state diventando sempre di più una calamita e tutto il vostro corpo è in grado di attrarre sia i capelli, ma le mani, i piedi, tutto il vostro corpo è in grado di attrarre. Attenzione, focalizziamoci anche su ciò che vogliamo attrarre, perciò cominciamo a dare indicazioni su questo potere di attrazione che stiamo portando dentro di noi affinché sia programmato ad attrarre ciò che ci interessa, ok? E nel momento in cui abbiamo stabilito cosa vogliamo attrarre, dunque se vogliamo attrarre un lavoro più propizio, se vogliamo attrarre l'abbondanza, se vogliamo attrarre una persona cara, immaginiamo appunto che questo potere che stiamo assimilando sia in quella direzione lì, perciò diamogli un chiaro compito. Nel momento in cui gli abbiamo dato un compito, dobbiamo rafforzare questa percezione cominciando a sentire che attraiamo veramente verso di noi, perciò sentiamo dell'energia che arriva a noi. Ok? La sentiamo che arriva e la sentiamo come inesorabilmente queste cose sono proprio, cioè si stanno avvicinando a noi, sono costrette, obbligate ad avvicinarsi e vediamo proprio questo magnetismo in azione, vediamo la cosa che noi desideriamo che ci raggiunge e rafforziamo per svariato tempo, più a lungo possibile, non solo la sensazione di attrarre a noi questa cosa che abbiamo detto e per cui ci stiamo programmando, ma anche proprio la vediamo che entra nella nostra vita con prepotenza, con forza, come fa esattamente una calamita. Immaginate che la calamita è tanto più forte quanto più è grande la sua dimensione, perciò il potere di attrazione si moltiplica. Immaginate proprio quanto siete in grado di attrarre voi che siete diventati una calamita, quella cosa su cui vi state focalizzando. Dunque immaginate che entri nella vostra vita e prolungate la vostra visualizzazione vedendo come sarà la vostra vita con quella cosa che avete attratto. Perciò conditela di
sensazioni, emozioni, pensieri, visioni di come sarete quando questa cosa che state attraendo sarà appunto arrivata a voi. Mi raccomando, è importante la ripetizione per rafforzare il messaggio, perciò i primi giorni, i primi tempi farete questo esercizio almeno quotidianamente. Nel tempo poi potrete fare affidamento sulla vostra capacità di magnetismo, di attrazione e mi raccomando usatela con saggezza. Vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qui, vi rinnovo ancora l'invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi anche al canale del Marietto Veneziano se ancora non l'avete fatto e di continuare a seguirci. Vi ringrazio tantissimo e vi auguro un buonissimo proseguimento. Un grande abbraccio dalla vostra Hildegarda.